I nomi di 125 medici ospedalieri e di base della sanità veneta compaiono nell'elenco pubblicato sul proprio sito dal Codacons, riguardante i professionisti che ricevono a vario titolo finanziamenti dalla multinazionale farmaceutica GlaxoSmithKline. Una questione di trasparenza, spiega il presidente regionale dell'Associazione di Consumatori, Franco Conte, perché i pazienti hanno il diritto a essere informati di questi legami. Questo rapporto di denaro è bene che sia sotto i riflettori e quindi sia possibile per la gente giudicare in che misura il parere dato da un medico o dallo stesso Istituto Superiore della Sanità sia un parere libero da vincoli o possa rischiare di essere vincolato da finanziamenti. Si tratta di rendere accessibili a tutti informazioni rilevanti, sostengono dal Codacons, e non di demonizzare il fenomeno dei finanziamenti in sé. Può essere positivo se serve per sviluppare ricerca, e può essere positivo se serve per sollecitare approfondimenti e può essere invece negativo se serve per accattivarsi una simpatia attraverso una forma di marketing occulto. Di tutt'altro avviso l'Ordine dei Medici, il cui presidente regionale Francesco Noce prende le distanze dall'iniziativa, definita in una durissima nota una caccia alle streghe. Rischia di rovinare il rapporto coi malati, accusano i dottori. Le case farmaceutiche finanziano la ricerca e quindi gli ospedalieri che hanno rapporti con le stesse sono coinvolti in studi clinici sull'efficacia di determinati prodotti. Il clima di sfiducia verso la scienza che si è creato negli ultimi tempi, replicano i consumatori, è dovuto alla mancanza di informazioni. Iniziative come la nostra servono ad aumentare la trasparenza e quindi la credibilità della sanità. Nella misura in cui io so che il mio medico o la mia università opera con altri e questo avviene alla luce del sole, questo mi tranquillizza e mi dà fiducia. Invece quando le questioni sono all'ombra, occultate, nascoste, ingenerano quella diffidenza verso la scienza che ha portato a questa arroganza dell'ignoranza.